La Guardia di Finanza di Trento ha sequestrato vigneti e fabbricati del valore di oltre 70 milioni di euro della cantina siciliana Feudo Arancio. L'ipotesi è di riciclaggio di beni appartenenti a Cosa Nostra. Ci sono 4 persone indagate. Si tratta dei rappresentanti legali del gruppo vitivinicolo trentino Mezza Corona. Il sequestro preventivo è stato emesso dal GIP del Tribunale di Trento su richiesta della locale Procura distrettuale antimafia, in stretto coordinamento con la Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, al termine di indagini in materia di infiltrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso nell'economia trentina. Si tratta di un complesso aziendale che si estende nelle province di Agrigento e di Ragusa, con oltre 900 ettari di vigneti e numerosi fabbricati. Contestualmente sono in corso numerose perquisizioni presso le abitazioni dei 4 indagati. Le indagini, sviluppatesi attraverso ricostruzioni societarie, esami documentali, accertamenti bancari, acquisizioni informative e testimoniali anche da numerosi collaboratori di giustizia, hanno permesso di appurare che tra il 2000 e il 2005 è stata effettuata un'operazione commerciale attraverso la quale sono state acquisite da parte del gruppo vitivinicolo trentino Mezza Corona le 2 tenute siciliane dalla precedente proprietà mafiosa per ottenere i terreni e gli edifici pertinenziali precedentemente individuati come funzionali ai progetti di sviluppo del gruppo. I beni, a quanto risultato dalle indagini, erano inizialmente di proprietà di uomini d'onore della famiglia di Salemi e sono poi stati ceduti in gestione a prestanomi, pur rimanendo, dicono gli investigatori, all'allora capo mandamento di Sambuca di Sicilia. Nell'indagine sono coinvolti anche un commercialista, un imprenditore, entrambi siciliani, quest'ultimo fornitore e socio di minoranza del gruppo trentino. Intanto il gruppo Mezzo Corona, attraverso una sua nota stampa, respinge con forza gli addebiti e ribadisce la totale sanità del gruppo a collegamenti e attività mafiose in Sicilia. Il gruppo Mezzo Corona, si legge, ha sempre agito correttamente e seriamente nel proprio impegno imprenditoriale a tutela dei propri soci, azionisti e collaboratori e ha la certezza di poter dimostrare la propria totale sanità rispetto ai fatti contestati.